Si va avanti a Trieste, poco importa cosa stia accadendo dentro la Lega. Bossi annuncia la creazione imminente di un nuovo partito, Padania Libera, operazione che porterà ad una nuova crisi del Carroccio, a un'ulteriore spaccatura e un conseguente calo di consensi, che già in regione alle ultime elezioni si era fatto sentire. Ma in Friuli Venezia Giulia, spiega il segretario provinciale del Carroccio triestino Pierpaolo Roberti, si prosegue il cammino finora intrapreso. Non ci sarà nessuna ripercussione. In Friuli Venezia Giulia il partito è solido, come a mio avviso lo è a livello nazionale. Adesso abbiamo la guida del commissario nazionale Giampaolo Dozzo, quindi sotto la sua guida continueremo a lavorare per la Lega Nord. Un rischio spaccatura quindi? No, assolutamente no, non c'è assolutamente nessun rischio di spaccatura. La Lega Trieste sembra dunque resistere e anzi prepara la sua festa provinciale, a differenza del resto d'Italia e soprattutto del Veneto, dove invece fra luglio ed agosto sono state cancellate almeno una decina di classici raduni. Nel capoluogo giuliano l'appuntamento, giunto alla sesta edizione, si svolgerà nel consueto Piazzale Straulino, da mercoledì 28 a domenica 1 settembre. 5 giorni e non più 10, ma non per problemi economici, ma per un cambio di regolamento sulle concessioni pubbliche imposto dal Comune. Non mancheranno musica, stand enogastronomici, ma soprattutto dibattiti, comizi e confronti con i rappresentanti delle altre forze politiche. Qui in Friuli Venezia Giulia non abbiamo questi problemi, tant'è che stiamo per presentare, partirà la prossima settimana, la festa provinciale della Lega Nord a Trieste, che durerà 5 giorni con un programma ricco di appuntamenti.